Era un numero, diciamo, importante di ragazzi che si erano organizzati in maniera strutturata per spacciare dello stupefacente e a volte taglieggiare anche i propri acquirenti. Una banda strutturata come quelle di criminali incalliti, solo che la gang, sgominata dai carabinieri di Treviso, era composta da 16 ragazzini di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, ora indagati dalla Procura per i minori per i reati di estorsione e spaccio di stupefacenti. I fatti si sono verificati a Vedelago tra gli scorsi mesi di marzo e ottobre. L'indagine è stata avviata a fine luglio con l'arresto in flagranza di 2 minorenni ed un maggiorenne, sorpresi dai carabinieri di Vedelago mentre ricevevano una somma di 200 euro da un coetaneo precedentemente minacciato. Le perquisizioni nelle abitazioni degli adolescenti, 2 dei quali già sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, hanno consentito ai carabinieri di recuperare droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. In particolare, uno dei giovani, nel frattempo diventato maggiorenne, è stato trovato in possesso di 1,2 kg di hashish e 4.600 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Il ragazzo è stato arrestato. Nelle abitazioni di altri 3 indagati invece sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento dello stupefacente e modiche quantità di hashish già suddivise in dosi. Le vittime erano dei coetanei che quando non pagavano l'acquirente venivano minacciati attraverso social network, specialmente TikTok. Uno spaccato criminale preoccupante, quello che emerge dall'indagine coordinata dalla Procura minorile di Venezia. Si tratta sicuramente di una devianza giovanile nell'ambito degli stupefacenti che è sempre più presente e sempre più preoccupante perché comunque riguarda un numero di giovani anche di età abbastanza bassa come fascia, parliamo di ragazzi tra i 15 e i 17 anni, quindi ancora come dire in erba che però sono propensi a questa struttura criminale.